Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti e bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Ci sono e saluto tutti voi. Bentornato su Radio Libertà. Allora oggi abbiamo un Bamba che sembrerebbe riguardare, non so, la Teheran degli Ayatollah, invece purtroppo riguarda la nostra Milano. Sì, purtroppo così, perché è successa una cosa veramente strana che rasenta la follia. Cioè il sindaco di Milano ha emesso un editto in base al quale non si potrà più fumare neanche per strada, a meno che tu non sia almeno a 10 metri di distanza da un altro individuo. Il che vuol dire che per accendersi una sigaretta per strada un signore dovrebbe prima usare la bindella. La bindella è quel decametro che usano i muratori per misurare la distanza fino a 10 metri. Dopodiché quei 10 metri che ci sono adesso magari fra 5 minuti diventano 7. Non so se mi spiego. È molto difficile, no? Andare in giro a misurare le distanze dagli uomini l'uno dall'altro. Eppure chissà perché questo sindaco, che di strane se ne ha fatte tante, adesso ci impone anche questa storia che non si può più fumare per strada se non entro certi limiti che sono difficilissimi da definire. Quindi mi sembra di dover convocare una commissione di psichiatri per vedere come mai si è arrivati ad assumere una decisione così balzana, così strana, che peraltro limita la libertà dei cittadini. E poi devo anche segnalare che uno, se si fa di cocaina, lo può fare in qualsiasi momento, in qualsiasi punto, anche al bar, mentre invece se uno vuole fumarsi una sigaretta praticamente deve richiudersi in casa. Siamo veramente alla follia e io non solo assegno il Bamba con grande piacere al sindaco Sala, ma vorrei anche che si mobilitassero dei medici per dire che un provvedimento del genere rasenta la follia. Certo, e anche dei medici, diciamo, per chi lo ha emesso, diciamo, nell'interesse di chi lo ha emesso. Volevo chiederti, c'è anche questa fastidiosa cosa, no, della pedagogia pubblica, per cui si devono insegnare, non so, che auto guidare, come avere la casa, quali idee pensare e che azioni fare, no? Ti leggo solo il virgolettato dell'assessore all'ambiente e al verde del comune di Milano, tale Elena Grandi, che dice che questo provvedimento punta a scoraggiare stili di vita. Ma perché il comune dovrebbe scoraggiare degli stili di vita? No, appunto, ma poi gli stili di vita non se li sceglie per sé, non per gli altri, non è la collettività che deve occuparsi di uno stile di vita. Cioè se io mangio il prosciutto o anziché la polenta, non è problema. Invece qui arriveranno anche a dettarci il menù. E poi se uno, non so, ha l'abitudine di accendere la televisione mentre mangia, non va bene, perché quando si mangia non bisogna guardare la televisione. Cioè si può interferire in qualsiasi attività umana e mi pare che il sindaco Sala sia sulla buona strada per romperci le scatole in ogni maniera, e in questo devo dire che è bravissimo, per cui va premiato senza indugio. Sì, un premio anche alla costanza con cui, diciamo, riesce a entrare nelle nostre giornate. Ti volevo chiedere, la pseudo pezza d'appoggio scientifica, no, per questa cosa è che il fumo aumenterebbe smog, inquinamento, polveri sottili e quindi sarebbe un problema di salute pubblica. Io ti trasmetto solo un dato, poi me lo commenti tu, ma mi risulta che Milano sia la città con l'aspettativa di vita più alta del paese addirittura. È esattamente così, nonostante si continui a predicare contro l'inquinamento e gli scarichi delle automobili e tutte queste menate, gli riscaldamenti eccetera,
comunque a Milano si vive più a lungo che in altre città. Quindi tutte le iniziative che si prendono per inibirci qualsiasi attività sono campate in aria e bisognerebbe veramente far intervenire la Croce Rossa, perché qui non se ne può più di vivere così. Caspita, viviamo a lungo, ma praticamente siamo come dei carcerati. Indubbiamente, ma cosa ne pensi di questa schizofrenia della sinistra? Tu nominavi prima la cocaina, no? Io penso anche alla cannabis, per cui io mi ricordo Libero, Liderino, aspiranti leader della sinistra, no? Le mitologiche sardine che andavano in giro a distribuire cannabis. Cioè, perché la cannabis libera per chiunque e invece il tabacco è un tabù? Questo è un mistero, ma è veramente una cosa assurda. Riguarda le mode che sono l'anticamera del conformismo, e quindi diciamo che allora va bene fumarsi le canne, ma non va bene fumarsi una sigaretta innocua, perché poi che faccia bene o male alla salute sono anche cavoli di chi decide di fumare o di non fumare. Mi sembrerebbe, diciamo, che tutto questo attenga alla sfera della libertà, e invece della libertà dei cittadini non frega niente a nessuno, e si vuole imporre anche uno stile di vita che magari non ci garba, e ci stanno riuscendo. Senti, a fronte di provvedimenti, diciamo, così folli, così ideologici, così estremi, cosa ne pensi dell'ultima velleità politica del nostro premiato di oggi, Beppe Sala, che ha ventilato, come dire, di candidarsi come federatore di un'area moderata di centro, a sostegno poi del PD, ovviamente? Io questa cosa non l'ho capita, francamente, non sono neanche in grado di commentarla, se non ricorrendo a qualche parolaccia, che però non voglio dire perché altrimenti andiamo nelle grandi. Sei stato chiaro, diciamo, sulla lucidità politica di quest'ultima ambizione di Sala. Sì, Io però ti devo fare per forza. No, scusa, mi dicevi? No, niente, dimmi. No, volevo farti, diciamo, sono obbligato a farti una domanda personale, no? Da milanese d'adozione, perché non hai mai rinnegato ovviamente le origini orobiche, ma da milanese d'adozione, dal 1° gennaio, perché questa follia entra in vigore dal 1° gennaio, tu rispetterai questo divieto? Io assolutamente non lo rispetterò, anche perché io, diciamo, che cammino poco, vado sempre con l'automobile, quindi nella mia automobile faccio quel cavolo che voglio, fumo o non fumo, sono affari miei e non di Sala. Sala pensa alla sua di salute, che almeno quella mentale non mi sembra meravigliosa. No, non sembra in grandi condizioni, diciamo. E come dirti, diciamo che si potrebbe ipotizzare una ribellione civile, diciamo, e pacifica, ovviamente, dei fumatori milanesi, ecco, via, sarebbe. Io penso che in prima istanza ci sarà una disubbidienza molto estesa, perché se uno voglia di fumarsi una sigaretta se la fuma e buonanotte. Succederà così, e dopo voglio vedere chi va in giro a dare le multe a uno che accende una sigaretta. Dai, siamo ridicolo. Sì, perché in effetti c'è anche la scena del Ghisa che poi dovrebbe arrivare a montarli. Quella è una cosa divertente, a parte che io non vedo un Ghisa a Milano da almeno 15 anni. Non ci sono più i vigili urbani con la divisa, una volta ce n'era uno ad ogni incrocio, ce ne trovavi tantissimi che tenevano a bada il traffico. Adesso non ce n'è più uno, io non li vedo. Sì, effettivamente sì, anch'io riscontro questa cosa, diciamo che se c'è un problema di organico, impiegare il poco organico che c'è sulla guerra alla sigaretta diventa surreale. Sì, è una cosa ridicola. Siamo veramente in una situazione che non merita neanche dei commenti, ma solo delle parolacce. No, sì, diciamo che meriterebbe, questo forse possiamo dirlo, ecco, meriterebbe che il centrodestra a breve produca un candidato sindaco di Milano, come dire, all'altezza, in grado di farla finita con la stagione della sinistra. Ecco, questo ci vuole una persona normale, dopo che sia di destra, di sinistra, ma non interessa, una persona normale, equilibrata, che non faccia delle stupidaggini come ha fatto Sala e continua a farne. Se ne inventa una al giorno e ci riesce benissimo a inventare delle stupidaggini. Sì, devo dire che quest'ultima fase è veramente un crescendo, diciamo, dalle palme in Piazza Duomo in poi è stato un crescendo.
è vero, è esattamente così. E quindi mi pare che sia impossibile pensare che possa rinsavire. Decisamente, io ti immagino che appena ti lascio ti accenderai una sigaretta alla salute di Anzi, Beppe Sala. guarda, ce l'ho già in mano. È già pronta? È già pronta, sì, vero, verissimo. Ma ognuno sa gli affari suoi, no? Io ho 81 anni, fumo da quando avevo 13 anni e non c'ho niente, allora che cavolo mi rompete le scatole. Non c'è dubbio, direi che è proprio l'ABC del liberalismo, proprio, cioè almeno la sigaretta. Ecco. Ma insomma, ma pensa per settimana cosa ci è toccato fare, eh? Non avrei mai immaginato una cosa. No, questo livello di intrusione, diciamo, no, il comune etico no, ecco, no. Sì, il comune etico non ce l'aspettavamo. Vabbè, portiamo pazienza, poi ci ritroveremo. Ribadiamo il bamba a Beppe Sala, come dire, e anche a tutta la sua giunta, proprio forse il bamba di cui siamo più convinti da quando è ripartito il bamba. Hai ragione, perché questa volta abbiamo toccato il culmine. Sì, benissimo, hai ragione. Vabbè, dai, caro Sala, si accende una sigaretta e non ci rompa le palle. Assolutamente, ribadiamo il bamba, ti lascio alla tua sigaretta, goditela e ti aspetto su Radio Libertà. Grazie, amici miei. A presto, direttore. Auguri, a presto. Auguroni. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.